Quello dei panorami è un genere cartografico o paracartografico che ha avuto una notevole fortuna fin dal primi esordi della stampa e della stilografia. I primi panorami che noi conosciamo di Venezia infatti risalgono alla fine del 400. Mettere insieme le testimonianze in forma di panorami sulla nostra città è stata l'ambizione di questa mostra. Si parte quindi da fine 400 e si arriva addirittura agli ultimi panorami che sono vicini a noi, addirittura il Novecento o i primi del 2000. Il panorama ha la seduzione di qualche cosa che apparentemente è semplice, perché non comporta la modifica o la elaborazione in termini prospettici di un luogo. Tuttavia, gli autori di panorami attraversano generi, forme, linguaggi che sono di grande raffinatezza e che hanno proprio nel secolo XIX, nell'Ottocento e nel primo Novecento forse i rappresentanti più celebri e più fortunati. Il panorama di Giovanni Biasin è il punto di partenza di questa mostra e anche il punto d'arrivo. Giovanni Biasin con suo figlio hanno una piccola impresa di decorazione e a suo tempo Giovanni Biasin è anche pittore. E nel 1887, quando viene a Venezia la Mostra Nazionale Artistica, Giovanni Biasin fa parte dello staff dei decoratori da una parte ed è anche un artista che partecipa alla mostra. Durante la ricerca, che è stata una specie di inchiesta vera e propria, non abbiamo trovato nessuna traccia di nessun genere su questo panorama, bensì abbiamo trovato una traccia di una opera che era esposta e da lì sono partite le nostre domande e siamo arrivati alla conclusione che probabilmente questo panorama era un decoro che era installato sulla grande sala d'ingresso da terra che chiamavano l'atrio, sui muri, ed è nato come una decorazione vera e propria, per cui non appare da nessuna parte.